Buona la terza, ma anche buona la prima. Terza perché dopo 2 date saltate a causa del maltempo, gli organizzatori hanno deciso di riprogrammare una nuova data per dare la possibilità a tutti di partecipare a questo ormai consolidato appuntamento. Ma oggi è anche giornata di debutto per il Carnevale in notturna che nonostante le 42 edizioni non era mai stato realizzato. 17 i carri che hanno sfilato sul territorio comunale da Venezia, Padova e Treviso. Qualche ritardo sulla scaletta si è verificato a causa della mancata presenza dell'ambulanza nella manifestazione per un intervento. Questo a parte, nel corso della serata tutto si è svolto al meglio con presenze significative. Potete trovare il video completo della manifestazione su Fisherman Channel Premium o in replica su Fisherman Channel Premium 2 giovedì alle 14 e i contenuti extra con la fotogallery sul nostro sito internet o nelle nostre pagine social. Fisherman Channel News, Boyon.